Non conta più nulla, non bisogna parlarsi, solo concentrazione, inutile dire qualcosa in più. 8 mesi come minimo a rincorrere un pallone, a rincorrere un sogno. Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Giraci, benvenuti al Palmintelli di Caltanissetta, la finale playoff del girone B di prima categoria siciliana. Real Suttano Nicosia. Rimessa laterale per il Real Suttano, sponda di Polita a cercare Tomaselli, si gira ancora Tomaselli, arriva tutto nella zona di Caponetto, c'è il tiro al volo provato da Polito, cercava una deviazione, va Polito, pallone in mezzo, escono tutti, colpo di testa fuori da parte di Pulizzi, prima grande occasione della partita, esce Failla, rinvia verso l'out, pallone regalato però a Pulizzi può salire, avanza Pulizzi, cross in mezzo verso Tomaselli, oltre la traversa, fischio da parte dell'arbitro, va Caronia in mezzo, colpo di testa, pallone lento, finisce fuori, pallone controllato da D'Amico, il tiro da fuori da parte di Nacio Nocito, controllato da Noto, lancio lungo verso Garriga, vuole sfruttare il rimbalzo, Garriga fuori, Pittera, lo scambio con Gabriele e D'Amico, ancora Pittera, profondo, 6D, riceve, stava calciando, Noto corto dell'area di rigore, il cross in mezzo, Noto con i pugni, colpo di testa di 6D, rovesciata, oltre la traversa, mega chance del Nicosia, Garriga ci ha voluto provare, poi nella zona di mezzo, Giulia Perez, prolunga Nocito, 6D, profondo da Garriga, c'è in area Garriga, largo, secondo tempo di Real Suttano Nicosia e la finale playoff del girone B di prima categoria siciliana, 0-0 nel corso della prima frazione di gioco. Qui Nicosia attacca con 6D, c'è il sinistro da parte sua, finisce direttamente sul fondo, l'accesso in promozione per il Real Suttano sarebbe la prima volta nella propria storia per il Nicosia, si tratterebbe di un ritorno dopo 10 anni, cerca di andare avanti il Real, tutto ok, si gioca, area di rigore, c'è il destro di Caponetto, esce fuori di pochissimo, Franciforti che così ha avuto l'accesso al playout che si gioca oggi a Riesi, c'è il tiro di Polito, centrale per Failla, si può andare, Burafato, carica, basso, raso a terra, va Nocito in mezzo, colpo di testa indietro di Ferrario, non arriva sul secondo palo, Gazzana a centrare la porta, angolo per il Real Suttano, cross in mezzo di testa, Sciacca vicino alla porta, poi Tomaselli nel rischiare di colpire qualche macchina, fuori il Palmintelli, parte Gazzana, concentrato, Noto salva il Real Suttano, spazza tutto, guardare il calcio d'angolo, lancio lungo in area di rigore, Garriga mette dietro Vincenzo Burafato, largo, Caronia verso l'interno, Sciacca! Il Real Suttano a 2 minuti dalla fine si porta avanti con Marco Sciacca, esplode il Palmintelli, il Nicosia che però è ancora vivo e sta provando gli ultimi assalti, 6D, D'Amico, l'aggancio di Ferrario da fuori, Vincenzo Burafato, la risposta della difesa giallo-blu, Sciacca spazza, occhio a Tomaselli, pallone lì, Tomaselli è suo, Tomaselli contro Failla, Tomaselli, il bomber del girone B, si è fatto sentire nel momento più giusto, non esulta lui, esulta tutta il Suttano che ha emigrato qui a Caltanissetta per la conquista della promozione, 2-0. L'arbitro richiama se i giocatori, cartellino rosso per D'Amico,
Nicosia che batte il calcio d'inizio, ma eccolo qui il triplice fischio, quello definitivo. Il Real Sultano è ufficialmente in promozione per la primissima volta nella sua storia.